8 del mattino è mercoledì 17 giugno. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona giornata anche da Marco Carli. Assieme a Marco leggeremo prima i quotidiani regionali, poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie. Parliamo ancora di lotta all'assenteismo. A Palermo sono indagati con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 9 dipendenti della Reset, che è un'azienda partecipata del comune che si occupa, tra le altre cose, anche di verde pubblico. Timbrava il cartellino, attestava di essere presente in servizio, poi prendeva l'auto destinata proprio al servizio esterno e andava ad occuparsi delle proprie faccende personali. Protagonista un caposquadra della Reset, la partecipata del comune di Palermo, che ha in carico lo spazzamento della città, la cura del verde, le potature ed altre attività di questa natura. In assenza del controllo del caposquadra, che andava a farsi i fatti suoi, gli altri dipendenti non erano da meno. Firmavano la presenza o timbravano il cartellino, poi andavano via, contando sull'assenza di controlli, visto che le attività si svolgono tutte in giro per la città. Sono 9 i dipendenti della Reset finiti nel mirino della Digos di Palermo, che al culmine di un'indagine durata qualche mese oggi ha notificato un'ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti accusati di truffa aggravata in concorso e peculato per effetto dell'assenteismo. Le false attestazioni di presenza in servizio funzionavano grazie anche all'accordo con colleghi compiacenti. Nei confronti del caposquadra, che è anche un rappresentante sindacale e aziendale, è scattato anche un avviso di garanzia, mentre si stanno vagliando le posizioni di altri dipendenti. E ripartiamo, anzi cominciamo da qui stamattina, Marco, da questa operazione anti-assenteismo di Palermo. Non è la prima volta, no, che si verificano cose di questo tipo, ma chiaramente c'è l'apertura di alcuni quotidiani, soprattutto Repubblica Palermo, che va con questo titolo in apertura oggi sul quotidiano: a colazione o dal barbiere, gli ultimi furbetti del cartellino, gli ultimi appunto, perché dicevamo non è una pratica che non abbiamo mai sentito. 9 indagati per assenteismo nella società comunale che si occupa di pulizia delle spiagge. Nel mirino i casi, l'abbiamo anche sentito, sono 102. La Galla, il sindaco di Palermo, dice chi ha sbagliato pagherà. E poi c'è anche un boom di inchieste sulle partecipate, il risvolto di questa notizia, perché se andiamo sulle pagine interne di Repubblica Palermo si parla appunto del catalogo degli illeciti che svuotava la Reset. 9 misure cautelari per assenteismo appunto in questa azienda, contestati 102 casi. Tra gli indagati c'è anche un sindacalista, contraddizione in termini, in teoria, che fa un po' effetto appunto sentire. Operai della Reset sorpresi a riposarsi durante l'orario di lavoro, 2 indagati mentre fanno rifornimento con la carta di credito della municipalizzata. Fra parentesi, appunto, come abbiamo letto nella prima pagina, tutto questo ha portato a una serie di indagini che poi sono piovute sulle municipalizzate. Ritorniamo proprio sulle pagine interne di Repubblica per vedere questo titolo: soldi e disservizi, le partecipate dello scandalo. La sede della RAP, la società partecipata del Comune di Palermo, che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, false presenze, furti, richieste in massa di visite sanitarie. Sulle SPA comunali in aumento indagini interne e inchieste giudiziarie. A te. Sì, grazie Marco. Adesso invece una notizia che ci porta in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, dove è stata di fatto scoperta una banda di baby criminali. Il più piccolo, appena 14 anni, viene contestata a questo gruppetto un assalto in un appartamento. All'interno di questo c'era anche una persona ultra novantenne. Ci sono state, non c'è stato soltanto il furto, ma anche delle lesioni personali nei confronti delle persone, il figlio e per l'appunto l'anziano. Ma i particolari nel servizio. Una notte di paura trasformata in un'indagine serrata, culminata poi in 3 arresti, è quella vissuta da un uomo di Niscemi e dal padre ultranovantenne, vittime di una violenta irruzione nella propria abitazione. I fatti risalgono alla notte del 17 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 3 giovani si sarebbero introdotti all'interno della casa dopo aver forzato l'accesso. Una volta dentro avrebbero minacciato e aggredito il proprietario per poi impossessarsi di denaro contante, documenti, un telefono cellulare e diversi effetti personali. Un episodio che ha fatto scattare immediatamente
nuovamente le indagini dei carabinieri della stazione di Niscemi, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione di 3 minorenni, 2 ragazzi di 16 anni e un 14enne. Per loro è scattata una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. A carico dei 2 sedicenni inoltre sarebbero emersi ulteriori elementi relativi a un tentato furto aggravato in abitazione. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze delle persone offese, le individuazioni fotografiche e altri accertamenti di polizia giudiziaria. Un lavoro investigativo che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi nei confronti dei 3 giovani destinatari del provvedimento. L'inchiesta adesso prosegue per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Quello dei gruppi criminali giovanissimi è un tema, e anche la violenza, diciamo, è un tema sempre più ricorrente. Stamattina lo troviamo, vedo, anche sui quotidiani, Marco. Andiamo proprio sulla prima pagina del tomo di Caltanissetta della Sicilia, perché troviamo il richiamo in prima della notizia che abbiamo appena sentito nel servizio: la rapina e le botte in casa, arrestati 3 minorenni grazie alle indagini dei carabinieri. Nelle pagine interne, come dicevi tu Angelo, si spiega, oltre quello che abbiamo già detto, questa escalation di violenza di cui si è parlato tantissimo, legato anche ad altri episodi in questo momento in Sicilia, che in questo caso ha visto coinvolti appunto questi 3 giovanissimi dopo l'aggressione in casa. Una rapina notturna di soldi e cellulare, si legge. L'accusa, l'abbiamo sentito anche nel servizio, è rapina aggravata in abitazione, lesioni personali e danneggiamento, oltre al tentato furto contestato ai 2 più grandi. Un episodio che scuote la comunità niscemese, colpita dalla violenza del gesto e dall'età dei presunti responsabili. E questo è il tema che ritorna. Le indagini proseguono ovviamente per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire tutto ciò che è successo in questa notte del 17 di maggio scorso. A te. Bene, grazie Marco. Adesso andiamo di nuovo in provincia di Siracusa. Ci sono diversi paesi, quelli legati al petrolchimico, che sono limitrofi proprio a questi impianti, che in questi giorni accusano problemi non solo di miasmi, ma ci sono anche dei problemi di carattere sanitario, la salute in modo particolare. Sono disturbi legati a dolori anche diciamo alle vie respiratorie, difficoltà a respirare, c'è la tosse. È una situazione che sta veramente creando molti disagi. È previsto domani un tavolo in prefettura a Siracusa. I forti odori di idrocarburi hanno ormai preso la residenza tra Priolo, Meliglia, Augusta e la zona nord di Siracusa. Le segnalazioni sulla apnose aumentano di ora in ora, ma nulla. Nonostante i controlli, la situazione non cambia. Intanto giovedì dovrebbe esserci un vertice in prefettura con i sindaci dell'area ed ARPA. Adesso aspettiamo di vedere le notizie che ci portino a rasserenare i cittadini di Priolo, che non ce la fanno più a respirare veleno da mattina alla sera. Negli ultimi giorni, soprattutto a Priolo, c'è chi sta avvertendo bruciore agli occhi con tosse e difficoltà respiratorie. La base di questo discorso, di questa risposta esagerata, diciamo così, dell'organismo a questi miasmi è data da quella che si chiama in termine medico la reattività bronchiale. Significa la sensibilità che hanno i nostri bronchi di rispondere cercando di difendersi e di conseguenza di restringersi, di ostruirsi. Nonostante l'aria respirabile sia uguale per tutti, c'è chi non ha nessun sintomo. Certamente è più sensibile un paziente asmatico, un paziente bronchitico cronico, un paziente allergico. Allora, questi anche i consigli e comunque le considerazioni dell'esperto, del medico. Vediamo adesso sui giornali la vicenda. Siamo sulla pagina di Siracusa della Sicilia, la notizia che facciamo vedere e sentire anche nei nostri telegiornali ormai da qualche giorno. È il momento di intervenire, si dice. La nauseabonda puzza industriale lunedì notte si è spostata su Siracusa.
con tutte le segnalazioni del caso. Se si va nella pagina interna del quotidiano si parla di una diagnosi che è stata fatta, ma l'individuazione dei responsabili e la cura non sono stati ancora individuati da una parte e dall'altra, responsabili e cure. Nella relazione le concentrazioni registrate, domani, come si diceva, l'incontro in prefettura, invasività degli inquinanti e numero di segnalazioni fanno scattare il cosiddetto alert, cui segue una serie di attività di monitoraggio specifiche presenti nel protocollo. Pensate che quante volte è scattato questo allarme? Il 3 giugno a Città Giardino, poi 3 volte a Priolo, e poi altri giorni, il 4 giugno alle 19, il 5 giugno alle 16:42. Nei primi 13 giorni di giugno l'idrogeno solforato in atmosfera ha superato la soglia nella stazione Augusta Marcellino, e poi varie date che si susseguono in questo articolo per fare capire che appunto è tutta quella zona, sia la parte a nord di Priolo Gargallo, che quasi sconfina con la provincia di Catania, che quella a sud ovviamente dove si arriva fino al capoluogo, appunto, Siracusa. E ora invece siamo all'inchiesta CEFPAS. Il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto non ha risposto al GIP di Caltanissetta, ma ha depositato una nota scritta nella quale in concreto rigetta ogni accusa. Per lui, lo ricordiamo, la procura ha chiesto l'arresto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, il politico agrigentino che è finito nell'inchiesta sui presunti casi di corruzione al CEFPAS, il centro di alta formazione sanitaria di Caltanissetta. Per lui la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. I suoi legali, percependo il pericolo concreto dell'arresto, hanno depositato un'articolata nota scritta a sua firma con la quale ha spiegato i passaggi fondamentali della richiesta del pubblico ministero. Di fatto Gallo ha sostenuto di non aver stretto alcun accordo corruttivo. Tra le intercettazioni e gli atti dell'inchiesta ci sono anche i presunti casting con cui Gallo Afflitto e i suoi collaboratori avrebbero selezionato le accompagnatrici che venivano poi retribuite con i contratti al CEFPAS da circa 10.000 euro. Con le giovani ragazze, ha precisato il penalista Lillo Fiorello, difensore di Gallo, non c'era alcun do ut des. Si tratta solo di segnalazioni per dei contratti che erano assolutamente legittimi e che il CEFPAS poteva fare e che rientravano nella discrezionalità del direttore del centro, Roberto Sanfilippo, anche lui indagato. Non ravvisiamo nessuna serialità nelle richieste dell'onorevole Gallo Afflitto, ha sottolineato il penalista. Le richieste sono limitate, sono 7 rispetto a centinaia di migliaia di contratti co che il CEFPAS faceva. Complessivamente gli indagati nell'inchiesta del CEFPAS sono 12, per 8 di questi la procura ha chiesto l'arresto e la detenzione in carcere. Torniamo a occuparci di questa inchiesta, lo facciamo nei nostri telegiornali, ma anche i giornali stamattina scrivono tanto. Abbiamo scelto, Angelo, le pagine della Gazzetta del Sud e quelle della Sicilia, pagine regionali che ripercorrono un po' quello che abbiamo sentito nel servizio, con la volontà da parte dell'onorevole Gallo Afflitto appunto di non rispondere al magistrato, ma respinge le accuse. Leggiamo su Gazzetta del Sud: ha presentato una memoria difensiva nella quale nega l'esistenza di un patto corruttivo. Nei prossimi giorni il GIP di Caltanissetta deciderà sulle richieste di arresto. Ricordiamo che gli indagati appunto sono 12. Secondo gli inquirenti il centro di formazione era un feudo politico per veicolare delle assunzioni clientelari. Ne abbiamo parlato tanto appunto nei nostri telegiornali. Stessa notizia che troviamo anche sulla Sicilia di Catania, con la fase 2, così è stata definita, dopo le case degli indagati, uffici regionali al setaccio. Intanto il deputato appunto e l'ex manager Sanfilippo in silenzio davanti al GIP percorrono la strada della memoria difensiva. Conclusi gli interrogatori, ora si attendono le mosse dei PM che hanno chiesto il carcere per i 3 indagati, con le immagini che vediamo, appunto le foto del deputato regionale e dell'ex manager. Stiamo parlando di Gallo Afflitto da un lato e l'ex manager appunto Roberto Sanfilippo. Abbiamo visto fino ad ora le prime pagine solo della Repubblica, con l'inizio appunto legato, con il titolo di apertura legato all'assenteismo nelle municipalizzate di Palermo. Andiamo a vedere i titoli invece degli altri quotidiani siciliani, a partire dalla Sicilia che apre
con l'energia pulita ma le bollette sporche, con i pannelli fotovoltaici non bastano a ridurre i costi medi, rete infrastrutturale da adeguare, stiamo parlando ovviamente della Sicilia. E poi la cronaca internazionale con le sanzioni e il sostegno a Zelensky, e di questo che si sta parlando soprattutto, insomma, di tutti i fronti aperti per quanto riguarda la guerra nel G7 di Evian, ma ne parleremo tantissimo di questo vertice nel corso della rassegna stampa nazionale e internazionale, è proprio il caso di dirlo, più internazionale in questo caso. Tant'è vero che questi titoli legati al G7 in Francia li ritroviamo anche su altri quotidiani locali, come ad esempio la Gazzetta del Sud, che apre con questo tema, il G7 in pressing sulla Russia, con Trump che dice Putin deve fare un accordo, pronti a ripristinare le sanzioni sul petrolio di Mosca. Ricordiamo che si è in attesa di ratificare l'accordo fra Iran e Stati Uniti, probabilmente nel giorno di venerdì, ma appunto di questo parleremo tanto fra poco. Sul giornale di Sicilia si parla ancora delle situazioni legate al racket, la visita di Piantedosi nella giornata di lunedì, al timone del racket il clan della Marinella. Lì finiscono le indicazioni inviate dal carcere, da Salvatore Verga, al quale nei giorni scorsi è stato sequestrato un cellulare. Gli attentati vengono poi commissionati ai giovanissimi. Tutti vogliono scalare le gerarchie di Cosa Nostra, che vive in questo momento un ricambio generazionale. Ecco perché appunto ne abbiamo parlato anche diffusamente nei nostri telegiornali, il riferimento appunto ai giovanissimi impiegati in queste attività. Vi faccio vedere anche l'home page del nostro sito siciliaweb.it. Ci andiamo subito attraverso il lavoro della nostra regia. Sparatoria in piazza Montana, scatta il blitz a Trappeto Nord, è la notizia che troviamo appunto su siciliaweb.it in apertura. Operazione della polizia con arresti e sequestri di droga. Sul nostro sito, come sempre, li trovate anche di spalla tutte le altre notizie più importanti, e poi nella parte un po' più bassa i servizi del TG in evidenza, tutte le notizie che arrivano dalla nostra regione, in questo caso ad esempio anche quella di un licenziamento ingiusto alla ST Microelectronics con la persona che è stata reintegrata, e poi la parte dedicata allo sport. Ritorniamo invece ai quotidiani perché vi porto adesso a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia che parla dell'occupazione, ma più che dell'occupazione, dell'occupabilità. Che cosa vuol dire? Il rapporto fra laureati e occupazione e lavoro. Laureati e lavoro, cresce l'occupabilità, ma rimangono i divari per sud e donne. È un report di Alma Laurea. Entro un anno impiego per il 54% a Milano, pensate, contro il 33,9% di Palermo. È un divario, una forbice molto ampia, stiamo parlando appunto di più del 20%. Questo l'articolo di apertura, e l'apertura appunto del quotidiano di Sicilia. Andiamo invece sulla Sicilia, perché si parla ancora della privatizzazione della SAC, della Società Aeroporto di Catania, che come sapete gestisce anche l'aeroporto di Comiso. Sarebbero 14 i pretendenti, leggiamo appunto dal quotidiano, con in corsa appunto per la maggioranza della società che gestisce gli aeroporti appunto di Catania e di Comiso, interessi dagli estremi est e ovest del mondo. In sintesi è una posizione ambita questa appunto di prendere la maggioranza attraverso i privati della gestione dell'aeroporto. Per la cessione della quota di maggioranza di SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, sono stati appunto 14 gruppi internazionali a presentare una manifestazione di interesse. Vedremo come andrà a finire la storia. Si parla poi tanto della questione rinnovabile, è un tema
importante in questo momento, soprattutto dopo quello che è successo legato al patto di stabilità con la nostra nazione. Ci si interroga quanto ogni regione possa sfruttare appunto l'energia green per avere appunto fonti nuove di energia, più rinnovabili o più fonti fossili, i rebus green e il caro bolletta. C'è un'intervista appunto di un esperto che fa notare come in Sicilia, lo vedete anche dal grafico, la Sicilia in verde, diciamo che Sicilia e Sardegna in questo caso sono quelle messe peggio. L'esperto in Sicilia: l'energia resta più cara perché la rete non è adeguata, una situazione che purtroppo è anche in questo caso una nota in comune per la nostra regione per quanto riguarda la rete. Lo vediamo nella situazione legata all'approvvigionamento idrico oppure nei trasporti. Questo tema della rete non adeguata lo ritroviamo in questo caso anche nella rete energetica, che appunto crea delle difficoltà per quanto riguarda la nostra regione. Sulla prima di Catania della Sicilia invece ancora dal cielo alla strada scatta il blitz, Trappeto Nord passata al setaccio, alto impatto dopo la sparatoria di Piazza Montana, decine di perquisizioni e identificazioni. Questo leggiamo appunto sulla prima di Catania. Andiamo ancora avanti per trovare altre notizie sempre sui quotidiani che riguardano ancora le situazioni legate ai distretti produttivi. Ne abbiamo parlato prima in parte con la Sicilia. Qui discutiamo di idrogeno, distretto produttivo unico, area di Milazzo, polo nel Mediterraneo. Potrebbe diventarlo polo nel Mediterraneo. Reazioni positive dal fronte istituzionale alla scelta di realizzare un hub per la produzione di energia verde, ritorniamo al punto, nel sito di un gruppo, appunto quello Duferco a Giammoro, che potrebbe portare appunto Milazzo a diventare un centro importante appunto per la produzione di energia green. A te, Angelo. Grazie Marco. Adesso diamo un'occhiata, diamo uno sguardo alla viabilità, vediamo le immagini che ci propongono dalla regia. Siamo a Catania, Tondo Gioieni, circonvallazione. Stamattina la situazione di viabilità apparentemente sembra abbastanza tranquilla, non ci sono dei rallentamenti che possiamo considerare importanti, così le auto stanno viaggiando in maniera piuttosto tranquilla. Possiamo vedere anche un altro tratto della città, siamo sempre su Catania in questo momento. Le immagini su via Vincenzo Giuffrida, anche qui c'è più traffico in entrata sicuramente considerata l'ora, ma anche in uscita la situazione è sicuramente decisamente tranquilla. Le immagini adesso ci portano, vi mostriamo invece il vulcano, vi mostriamo l'Etna, come sempre il solito sbuffo presente quasi a ogni ora sui crateri sommitali del vulcano. Situazione abbastanza tranquilla, anche il cielo stamattina è chiaramente sgombro di nuvole, questo ci permette di poter ammirare. Ma vedete, da Taormina possiamo vedere il vulcano e la scia della fumata è piuttosto lunga, e questo ci fa capire che evidentemente c'è dell'attività, ma anche nei giorni scorsi lo avevamo già registrato anche con l'intervento dell'INGV, che aveva emanato un avviso arancione, un'allerta arancione per il traffico aereo, che però non ha inciso, lo ricordiamo ancora, sull'operatività dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Ci fermiamo adesso, breve sosta, fra poco saremo di nuovo insieme, stavolta con Marco Carli, leggeremo i quotidiani nazionali. Eccoci di nuovo insieme. Allora, ripartiamo dai quotidiani nazionali, ripartiamo da Marco Carli. E andiamo, Angelo, a vedere sulle prime pagine dei quotidiani nazionali quelli che sono gli argomenti principali. Certamente c'è il G7, l'abbiamo detto mentre leggevamo le pagine dei quotidiani locali, il G7 in Francia, Devian,
con l'incontro fra le principali forze mondiali. Di che cosa si è parlato? Ovviamente dell'accordo che è stato ancora non sottoscritto ma trovato, bisogna vedere quanto sarà debole e quanto forte fra Iran e Stati Uniti, ma anche delle altre situazioni delle guerre sia nell'Oriente europeo, per cui Russia e Ucraina, sia nel Medio Oriente, per cui Libano con Israele. E poi l'unione nuova ritrovata fra Trump e Meloni. Sono queste le due notizie principali che troviamo sui quotidiani, oltre ad altro. Noi intanto andiamo sulla pagina dell'ANSA per farvi vedere alcune ultime sotto questo punto di vista. Andiamo sulla zona dell'Iran e soprattutto sullo stretto di Hormuz. Petrolieri iraniani oltrepassano la zona di blocco degli Stati Uniti, è la prima volta in 2 mesi. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti. Secondo fonti accreditate, mentre ci spostiamo sui quotidiani nazionali, ci vorrà circa un mese perché si possa ritornare a qualcosa di simile a quello che c'era prima della guerra, per cui riguardo al passaggio ovviamente nello stretto di Hormuz e all'approvvigionamento del petrolio, soprattutto del greggio, che intanto a livello delle borse è sceso per quanto riguarda il prezzo. Andiamo sulle prime dei quotidiani. Vi dicevo che il tema dominante è quello legato all'Europa contro Putin. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, l'Iran la firma venerdì a Lucerna, il tycoon intanto bacchetta Bibi. Ecco i due fronti aperti, quello della Russia a questo punto e quello di Israele, perché ricordiamo che è ancora in piedi il contrasto sempre presente, sempre vivo, ma lo è ancora di più in queste giornate, fra Israele e il Libano. G7, il leader degli Stati Uniti, Mosca trovi l'accordo e il disgelo appunto di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Un'altra notizia accompagnata dalla foto che è arrivata nella tarda serata di ieri è quello dell'addio a Ruini, storico capo dei vescovi, fu un'eminenza grigia anche della politica. Questo troviamo appunto sul Corriere della Sera. Andiamo ad indagare un po' all'interno per trovare quelli che sono gli approfondimenti, la pressione appunto su Putin, la missione compiuta di europei e canadesi, Zelensky vede Trump, accordo prima dell'intervento, insomma l'obiettivo vorrebbe essere quello di limitare la Russia e soprattutto arrivare magari a una tregua che possa essere più duratura ed evidente nell'est europeo fra Ucraina e Stati Uniti. Con la foto che vediamo qui sempre su Corriere della Sera del Presidente del Consiglio europeo e poi ovviamente dei vari presidenti delle varie nazioni o dei consigli delle varie nazioni, compresa appunto Giorgia Meloni. A proposito di Giorgia Meloni, c'è lo scambio di battute fra lei e Trump che viene ripreso dai vari quotidiani, in questo caso lo ritroviamo appunto sempre sul Corriere. Noi siamo sempre stati amici, dice Meloni. Così Meloni ricuce con Trump, anche se il Presidente degli Stati Uniti si dice abbandonato, la frase della leader, archivia le tensioni. Questo è un altro tema che ritroviamo, così come quello appunto dell'Israele, perché Trump si è schierato contro Netanyahu, niente soldi all'Iran, il presidente di Israele ci mette troppo con Hezbollah e uccide troppa gente, potrebbe occuparsene la Siria. È il tema centrale di quello che troviamo all'interno del G7 ed è il tema centrale che viene ripreso dai vari quotidiani con sfaccettature diverse. Per esempio, sempre Repubblica continua ad aprire con la pressione su Putin, l'abbiamo visto anche in alcuni quotidiani regionali. Deve fare un accordo, a Evian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra,
venerdì a Lucerna la firma delle intese, immediata la riapertura di Hormuz. C'è un altro tema importante su Repubblica, è questo del campo largo, il vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate 2 manifestazioni, l'8 e il 15 luglio, Renzi assente polemico, Conte dice non è scontato, su questo ritornano alcuni quotidiani nazionali anche in prima pagina. Ma vi dicevo, non c'è solo la situazione legata alla Russia in primo piano, ma ad esempio se andiamo su Domani troviamo invece quella legata all'incognita Libano. Patto Stati Uniti-Iran, incognita Libano, Beirut stretta fra IDF e Hezbollah. IDF è l'esercito israeliano, Hezbollah sappiamo bene appunto il peso dell'organizzazione. Il testo dell'intesa molto generico, dice Vance, il presidente ha mai detto che volevo il cambio appunto del regime, la doccia fredda arriva dai servizi americani e Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento. Ecco, questo è l'altro tema legato appunto a quanto possa essere duratura questa intesa. Ricordiamo che Trump si avvia verso il midterm, cioè la parte centrale del suo mandato, e chiaramente ci vuole arrivare con tutte le situazioni internazionali messe sul piatto in modo positivo per lui. Ecco perché chiaramente si arriva a spingere in questo senso per la pace, anche se c'è qualcuno, come il Manifesto, che vede un Trump che annaspa al G7. Accordo fantastico, la Russia scende a patti, ma a Evian c'è un presidente degli Stati Uniti che risulta ammaccato, secondo appunto il Manifesto. Questo troviamo sul quotidiano, così come sul Sole 24 Ore. Anche in questo caso c'è l'avvertimento a Netanyahu, troviamo sul principale quotidiano economico italiano: troppi morti, deve cambiare linea. Questo è il tema che arriva anche dal G7. Alcuni quotidiani aprono invece con il contro pacificatore, se così si può dire, fra Trump e Meloni, con 2 visioni ovviamente completamente opposte. Ad esempio sul Giornale si parla di Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Questo il Giornale. Ancora più esplicito sotto questo punto di vista Libero, con Georgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Ma questa riappacificazione viene vista così da Libero, perché se andiamo ad esempio su altri quotidiani troviamo questo tema che ritorna appunto sull'unità. Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti, il titolo pesante dell'unità. Questo ovviamente è il modo di vedere diverso di quello che è successo ieri, appunto, di questo incontro nuovamente fra Trump e Meloni. C'è poi la relazione da parte della Caritas, che scopre un mondo di difficoltà in Italia e che viene presa in considerazione in apertura da 2 quotidiani. Da una parte l'Avvenire, che apre in questo modo: poveri si resta. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, pensate. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Dunque è una situazione che si allarga sotto questo punto di vista e chiaramente viene indagata anche sotto l'aspetto politico. Lo fa La Notizia con questa apertura che prende spunto da quello che abbiamo visto
del report appunto della Caritas, stipendi da fame e famiglie allo stremo. La guerra ai poveri di Meloni e C presenta il conto. Il rapporto Caritas fotografa il fallimento del governo, questo appunto scrive la notizia. Inoltre, e chiudiamo, l'altro tema è appunto quello del campo largo, dell'incontro. L'abbiamo visto poco fa, questa foto che viene riproposta sia su Repubblica che in questo caso sull'Unità. Il campo largo va via al programma, incontro fra Schlein, Conte e Fratoianni, e dunque c'è il tema appunto del centrosinistra che prova ad organizzarsi in tal senso, un tema che ritroviamo anche su altri quotidiani che chiaramente ritornano sull'argomento del centrosinistra, così come lo fa il Tempo, che però trova un altro punto per indagare, quello della gestione Conte. Si torna un po' indietro negli anni, nessuno mi può giudicare, maxi appalto Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione per la struttura di Arcuri, ma solo da dicembre del 2020 soltanto vigilanza collaborativa volontaria con l'ANAC. Insomma, si fanno le pulci a quello che è successo tanti anni fa. A te. Beh, staremo a vedere cosa succederà. Intanto per noi è il momento di fermarci, c'è una breve sosta e poi, come sempre accade a quest'ora ogni mattino, c'è il primo ospite a Buongiorno Sicilia. Allora, eccoci qua, buongiorno ancora e bentrovati a chi ci sta seguendo, buongiorno soprattutto a Monsignor Barbaro Scionti, grazie per essere con noi stamattina. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Parroco della Basilica Cattedrale di Catania. L'occasione di questo incontro di stamattina è legato a quello che è il Giubileo agatino, che sta per arrivare in una fase, diciamo, al suo culmine, nel senso che si chiude quest'anno e si chiuderà il 17 di agosto, ma il 18 in realtà è vero, è il 18 per essere precisi, però mai come quest'anno i festeggiamenti agatini d'estate saranno, diciamo, intensi. Molto intensi, festeggiamenti che hanno un obiettivo preciso: crescere nella consapevolezza che il popolo di Sant'Agata, il popolo dei cristiani catanesi, ha ricevuto dalla bontà di Dio un dono che è la testimonianza di Agata, che siamo chiamati a custodire. Quindi, come ha ben scritto il nostro arcivescovo nella sua lettera pastorale, non si tratta di custodire perché teniamo le chiavi dei luoghi in cui sono custodite, conservate le reliquie di Sant'Agata, ma si tratta di custodire attraverso quel segno delle reliquie la testimonianza di una giovane donna che ha tanto da dire ancora oggi. E mi permette di dire subito che ce ne siamo accorti in modo particolare nelle belle, profonde, straordinarie visite che abbiamo potuto fare alle scuole, non tanto per realizzare momenti di culto, ma piuttosto, perché quello non è possibile e non è giusto che si faccia, ma piuttosto per intavolare con i ragazzi un dialogo su quello che significa Agata, visto che è cuore e centro della vita catanese, che cosa significa per noi. E devo dire che sono uscite cose davvero meravigliose. Monsignor Scionti, il programma è ampio, fitto, sì. Mi permetta di dire che si comincia fra qualche giorno e adesso facciamo vedere subito intanto questa locandina che lei ci ha portato stamattina, grazie al nostro Fabrizio Rizzo, che fra un poco ci consentirà di mostrarvela, e con una telecamera che stiamo approntando. Eccolo qui, l'appuntamento è per venerdì 19 alle 20:30 in Cattedrale a Catania. Sì, è uno spettacolo musicale, mi piace definirlo con semplicità così, attraverso il quale la nostra Cappella Musicale del Duomo, coadiuvata da attori, da costumisti del nostro Teatro Massimo, attori di
insomma, che vivono questo come un momento importante della loro vita, la cappella musicale, l'orchestra di ragazzi e di giovani delle nostre scuole, tutto questo per raccontare Sant'Agata. Nelle antiche celebrazioni centenarie c'era sempre un oratorio dedicato a Sant'Agata. Ecco, quest'anno il maestro di cappella ha voluto in questa occasione dare un dramma sacro, un dramma in musica, attraverso il quale parlare di Sant'Agata. Io ho visto qualcosa delle prove, devo dire che ho visto cose molto belle, dai costumi alla recitazione. Mi aspetto i canti, ma quelli un po' li so perché conosco la cappella musicale ormai. Allora, lo ricordiamo questo primo appuntamento il 19, venerdì prossimo. Venerdì 19, 20 e 30, Basilica Cattedrale di Catania, con le labbra rosse, rose, hai ragione, apre al sorriso. Allora, diciamo subito che le celebrazioni per questo giubileo agatino hanno anche un obiettivo importante, che è quello della candidatura della festa di Sant'Agata a patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Sì, questo è non solo questa celebrazione, ma tutte le celebrazioni, è far conoscere il volto bello della devozione a Sant'Agata. Direi che l'obiettivo di queste celebrazioni piuttosto è quello di far vivere nel modo migliore alla nostra gente il rapporto con il corpo e con le reliquie di Sant'Agata, che poi a febbraio sono portate in processione in un modo solenne. Ecco perché il centro, il cuore della celebrazione del centenario quale sarà? Sarà la notte tra il 16 e il 17 agosto. Il 16 agosto alla sera, sul tardi, porteremo tutte le reliquie di Sant'Agata, compresa quella del cranio. E questa sarà una prima assoluta, perché il cranio è stato estratto dal busto reliquiario alcuni mesi fa in forma privata. È stato estratto perché bisognava procedere al restauro del busto reliquiario e adesso sarà mostrato ai fedeli. Sarà portato ad Aci Castello, nel piazzale di Aci Castello, insieme a tutte le altre reliquie e da lì partirà una serata e una notte durante la quale saremo chiamati a rivivere quello che hanno rivissuto il 17 agosto 1126 i catanesi, quando attraverso il vescovo Maurizio vengono chiamati a svegliarsi presto per accogliere le reliquie di Sant'Agata. Quindi questo cammino che da Aci Castello ci porterà al Rotolo, e lì ci andremo ancora con le macchine, ma poi dal Rotolo, il luogo dove c'è questo monumento dedicato a Sant'Agata che ricorda proprio il 17 agosto 1126, da lì un cammino che insomma è lungo qualche chilometro. Fino a Piazza Duomo, fino a Piazza Duomo, quindi tutto il lungomare, Piazza Europa, Corso Italia, Viale 20 Settembre, Via Etnea, Piazza Duomo. Un cammino processionale che non ha niente da invidiare a quello che è il cammino processionale di febbraio. Non solo riguarda lunghezza, ma anche riguarda di importanza. Cioè, in mezzo ai fedeli noi preti saremo chiamati a turnarci per portare le reliquie di Sant'Agata. Quindi diciamo che sarà un corpo di Agata proprio in mezzo alla gente che seguirà la processione, quindi in testa le reliquie di Sant'Agata col vescovo e tutto il popolo, anzi è l'occasione per dire indossiamo il sacco, sventoliamo i fazzoletti e viviamo questo momento come una rinnovata accoglienza di quel corpo di Sant'Agata al quale facciamo tanta festa e che per noi è il segno di una provvidenza di Dio che ci aiuta a vivere meglio la nostra vita di cristiani nella nostra terra, nella nostra città. È un'esperienza unica sicuramente. Un'esperienza unica anche perché c'è questo discorso della reliquia del cranio che è importante. Quando arriveremo in Piazza Duomo, cosa succederà? Ciò che in altri tempi è stato realizzato in modo riservato, perché è vero che il 3 febbraio del 63 noi abbiamo qualche immagine, qualche foto legata al tempo, quindi anche un po' particolare, insomma diversa da come l'avremmo oggi. È stata una celebrazione riservata in cattedrale allora. Adesso sarà una celebrazione pubblica, cioè in Piazza Duomo l'arcivescovo preleverà il cranio e lo porrà nel reliquiario, nel busto reliquiario di Sant'Agata, e poi il cardinale legato procederà
alla incoronazione di Sant'Agata. Io mi permette di dire con semplicità, ho visto qualche foto del restauro della corona di Sant'Agata, io credo che resteremo abbagliati dalla bellezza che viene fuori dal lavoro di pulitura che le restauratrici dei Musei Vaticani stanno facendo in questo momento. Allora, Monsignore Scionti, io devo dire che ci sono tante cose da dire, ci sarebbero tante cose da dire, forse non riusciremo nel tempo che abbiamo a disposizione a raccontare tutto, però vorrei sottolineare un paio di aspetti, altri aspetti. Il fatto che le reliquie di Sant'Agata andranno in trasferta. Andranno in trasferta perché Gallipoli e Galatina sono dei luoghi cari al culto di Sant'Agata. Secondo quello che la lettera del Vescovo Maurizio ci ha donato, è una tradizione che noi custodiamo gelosamente. Da Bisanzio le reliquie di Sant'Agata fanno scalo nella costa tarantina. A Gallipoli c'è questa basilica cattedrale dedicata a Sant'Agata che mi dicono molto bella, io non ho mai visto, sarà l'occasione per andarla a vedere. E lì la diocesi, col parroco della cattedrale di Sant'Agata di Gallipoli in testa, hanno preparato davvero un gran bel momento. Ci sarà una processione a mare con il velo e la mammella di Sant'Agata che porteremo lì insieme all'arcivescovo e poi dal porto una processione verso la cattedrale dove il nostro arcivescovo presiederà una liturgia solenne. L'indomani poi andremo a Galatina dove è custodita la reliquia dell'altra mammella. E qui mi piace dire, ci abbiamo un sogno con l'arcivescovo, che è quello di poter portare per un momento questa reliquia della mammella anche qui a Catania. Speriamo di riuscirci perché a Galatina sono molto gelosi di questo segno e quindi insomma un po' sono titubanti a questo. Noi speriamo di poterci riuscire, chissà, Sant'Agata ci aiuterà per strada. Allora, diciamo che di appuntamenti ce ne sono tanti altri. Abbiamo già detto che ci sarà la possibilità intanto il giorno 19 di assistere a questo primo evento, il 19 di giugno, sì. Poi si comincia ufficialmente, fra virgolette, il 20 di luglio con un'altra cerimonia in... il 20 luglio è una conferenza significativa, la presenza della Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Direttrice dei Musei Vaticani. Saranno presenti perché sono le persone attraverso le quali abbiamo ottenuto in modo straordinario che le maestranze dei musei venissero a Catania a restaurare il busto reliquiario. Quindi abbiamo mantenuto fede a quella attenzione che Sant'Agata da Catania non esce. Ecco. E quindi il busto reliquiario è stato restaurato qui in città. Abbiamo allestito un laboratorio nel quale si è lavorato alacremente per tutto il tempo della Quaresima e buona parte del tempo di Pasqua. Adesso c'è il lavoro sui gioielli, in particolare in questo momento sulla corona, siamo quasi a conclusione. Il 20 luglio saranno la professoressa Elisabetta Cioni dell'Università di Siena, una studiosa di Sant'Agata sin dal 1973, che corona il suo sogno perché da concittadina del Di Bartolo ha studiato e ha voluto sempre studiare, ha avuto sempre presente questo busto reliquiario insieme alle altre opere del Di Bartolo, quindi diciamo che lei corona un sogno della sua vita professionale insieme alle restauratrici che hanno lavorato al busto reliquiario e allora insieme presenteranno il lavoro che hanno fatto. Accanto a loro anche i medici che hanno dato uno sguardo, hanno analizzato il cranio di Sant'Agata e le altre reliquie che erano contenute, che sono contenute nel busto reliquiario. Mi piace sottolineare che anche se abbiamo tolto il cranio, all'interno del busto reliquiario c'è una reliquia che non si può togliere perché evidentemente nel 1376, quando hanno saldato tutta l'opera, hanno voluto mettere dentro quasi a custodia, perché non è possibile tirar fuori questa parte di osso del corpo di Sant'Agata che è lì è rimasta. Abbiamo soltanto provveduto a che fosse custodita nel modo migliore, ma
è rimasta sempre lì dentro, e a questo poi si aggiungerà quello che abbiamo tolto e sarà rimesso, e quindi soprattutto il cranio. Pensi il cranio con i denti che custodiscono lo smalto, cioè davvero, allora mi piace dirlo questa cosa, al di là della veridicità, no? Qualcuno può dire ma è di là, è non di là, va bene, un medico poi ci spiegherà. Ed eravamo in una forma riservata, quando l'arcivescovo ha tolto il cranio dal busto reliquiario di Sant'Agata, io ero lì accanto insieme al capomastro con un vassoio, su quel vassoio è stato posto il reliquiario, poi la reliquia dovevo portarla su un tavolo che era stato preparato proprio sul transetto della cattedrale. Era una giornata bianca, senza sole, era inverno e quindi una giornata invernale, insomma. A un certo punto io mi sono visto sulle mie mani che portavano questo vassoio un raggio di sole che ha illuminato. Questa è stata una esperienza veramente bella. Io non voglio enfatizzare, non voglio togliere, però certamente sono segni attraverso i quali la provvidenza di Dio ci fa vedere che Sant'Agata in mezzo a noi c'è, in un modo o in un altro, e c'è per quale motivo? Perché noi facciamo baldoria, perché facciamo chiasso, perché ci ritiriamo alle 9 del mattino, perché ci ritiriamo all'1. No, Sant'Agata c'è perché vuole dare impulso nuovo ad un mondo, ad un popolo, a gente che ha bisogno di nutrirsi del Vangelo, di nutrirsi di quella fedeltà libera e coraggiosa che Agata ha avuto nella sua vita. Monsignore Scionti, potremmo stare a chiacchierare, a raccontare per ore e ore, però ci dobbiamo fermare stamattina. Però ricordiamo che ci sarà la possibilità ancora di parlare di Sant'Agata d'estate, ne parleremo qui sulle nostre emittenti, ne parleremo e certamente seguiremo questo anno giubilare nei momenti più significativi anche in estate. Mi permette di sottolineare solo una cosa, perché non voglio... La conferenza, essendo una conferenza, sarà riservata, perché in cattedrale non ci sono 100.000 posti, non è lo stadio di Catania, quindi i posti a sedere sono quelli che sono, quindi sarà riservata, ecco il motivo degli inviti. Ma poi, a partire dall'indomani mattina, quindi 21 e 22 di luglio, chiunque potrà mettersi in fila per godere delle bellezze. Nella conferenza si vedranno delle foto, delle immagini che poi l'indomani, nei giorni appresso, saranno proiettati nello schermo, quindi nessuno. E un'ultima cosa, questo è anche un appello che faccio a lei qui, alla testata che mi sta ospitando. Noi daremo il segnale, mandiamolo in diretta questa conferenza perché tutti possano godere delle cose che si dicono. Ma lo faremo senz'altro. Grazie a Monsignor Barbero Scionte, il parroco della Basilica Cattedrale di Catania. Ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme e cambieremo tema, come sempre. A Buongiorno Sicilia si spazia da un tema all'altro. Parleremo di pasta alla norma, che è sempre un'icona, diciamo, della catanesità, certamente. A fra pochissimo. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone interesserà tutta Italia con sole, cielo sereno, poco nuvoloso, rarissimi temporali di calore del pomeriggio sulle Alpi e l'Appennino centro-settentrionale. Sulla Sicilia una giornata di sole e ovviamente di caldo però tutto sommato ancora moderato, non particolarmente intenso, però appunto il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, le temperature come dicevamo mediamente tra i 28 e i 32 gradi, quindi un caldo sopportabile, la classica estate mediterranea. Nella giornata successiva di giovedì non ci saranno grandi cambiamenti, ci sarà sempre l'alta pressione, questo vuol dire stabilità, sole protagonista, venti deboli o al più qualche raffica moderata da nord, mari calmi o quasi sotto costa. Per quanto riguarda le temperature, in lieve aumento, iniziamo diffusamente a superare i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, accanto a me in studio c'è Maria Rita Mancuso Catarinella. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. È coordinatrice del CNA Agroalimentare di Catania. Esatto. L'occasione che ci vede insieme è la celebrazione della pasta alla norma. Proprio così.
come CNA Catania e come CNA Ristorazione Catania, in collaborazione con l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Etnei e con la Confraternita dell'Arancino, abbiamo pensato di immaginare un percorso che durerà 100 giorni per celebrare un piatto che è il piatto tipico della nostra tradizione gastronomica. Adesso facciamo vedere una locandina, ecco, culturale. Per adesso da lontano, adesso la facciamo vedere a tutto schermo. Esatto, abbiamo immaginato un percorso perché ci sembrava riduttivo confinare la celebrazione di questo piatto che evoca la nostra tradizione esclusivamente ad una giornata. La giornata istituita, la giornata nazionale della pasta alla norma, è il 23 settembre, che coincide, è una data particolare perché coincide con la data ahimè, in cui è venuto a mancare il famoso compositore catanese Vincenzo Bellini. E quindi un omaggio in qualche modo al cigno. Però adesso in che cosa poi in maniera pratica consiste questo percorso? Questi 100 giorni, pensate 100 giorni, non una settimana, un mese, ma 100 giorni. Ci sono dei motivi specifici che ci hanno portato a creare questo percorso. Uno dei motivi è quello legato alla stagionalità di almeno 3 degli ingredienti che costituiscono il piatto. E quindi il pomodoro, il basilico e la melanzana trovano l'espressione massima proprio da giugno a settembre, anzi giugno diventa quasi il periodo decadente, soprattutto delle melanzane, settembre. E quindi questo è il motivo per cui abbiamo immaginato anche il percorso, in modo che così gli appassionati, i visitatori, i turisti possano deliziarsi con questo piatto, che in realtà è un piatto che rappresenta i catanesi, che rappresenta la Sicilia e che rappresenta noi stessi. Quindi quello che vuole fare attraverso questo percorso CNA Catania è innanzitutto creare un interesse e la valorizzazione del piatto e sostenere soprattutto l'economia locale, dai suoi produttori agli artigiani, agli operatori turistici. È una riscoperta, come dire, un'esaltazione anche di quella che è la filiera. La filiera e l'identità. Esatto, la filiera appunto proprio dai produttori agli artigiani e a tutti i componenti della filiera che la costituiscono. Come l'abbiamo immaginato questo percorso? L'abbiamo immaginato con 2 traiettorie fondamentalmente. La prima traiettoria è quella fatta degli eventi, la parte bella. Abbiamo innanzitutto costituito una pagina Facebook dedicata apposta che si chiama 100 giorni della norma. In questa pagina Facebook sarà riempita, è una community continua. Ci saranno degli appuntamenti, ma ci saranno delle rubriche che tratteranno dalla ricetta originale e tradizionale della pasta alla norma, poi sarà riempita con dei contenuti multimediali, quali per esempio dei video, in cui i ristoratori affronteranno e interpreteranno il piatto. A questo si aggiungerà una parte invece fisica vera e propria, e quindi i ristoratori che fanno parte del mondo CNA, che aderiranno all'iniziativa, daranno la possibilità di gustare la norma presso i propri ristoranti. Il progetto un po' più ambizioso prevede un'altra parte, quindi un'altra direttrice. L'altra direttrice di questo progetto è quella di creare dei tavoli tematici e degli approfondimenti che vanno dal mondo accademico al mondo degli operatori del settore e agli appassionati, per stilare quello che è il disciplinare del piatto, in modo da poter fare un codice praticamente. Fare un codice che porti al riconoscimento normativo del piatto. E quindi quando parliamo di riconoscimento normativo significa che cosa per voi? Allora ci stiamo lavorando, perché è impegnativo, perché solitamente avere un riconoscimento di un prodotto è molto più semplice. Il piatto è composto da più prodotti alimentari e quindi diventa più complesso. E in questa ottica rientra proprio la valorizzazione della filiera, la certificazione proprio di tutti quelli che sono gli ingredienti. Avete pensato, lei ci ha sottolineato le melenzane, il basilico, il pomodoro, ma in qualche modo ci vorrebbe anche una certificazione della pasta, che mi permetta di dire, si dovrebbe arrivare anche a questo. Per questo le dico, è un progetto ambizioso e complesso, però assieme a tutti gli stakeholder vorremmo arrivare almeno a mettere il primo tassello per questo percorso. Ma in questo confronto lei ha detto che ci saranno praticamente degli esperti, faremo dei tavoli tematici e quindi dei tavoli di confronto lungo proprio questi 100 giorni. Quindi ci sarà modo anche per in qualche modo non solo confrontarsi, ma anche arricchire il proprio know-how, si dice così, no? Adesso
messo Esatto. il proprio sapere, il proprio conoscere, la propria esperienza, per quella che è che non riguarderà, immagino, soltanto gli esperti del settore, ma molti di questi incontri saranno anche aperti al pubblico nei confronti. Quindi magari chi ha interesse, chi vuole conoscere la storia di questo piatto, che pare che nasca da un complimento che è stato fatto da Nino Martoglio. Esattamente. E ancora una volta torniamo a Catania. Quindi per questo valorizzare quel piatto significa valorizzare tutta la cultura che c'è dietro al piatto, dalla musica di Bellini al teatro di Martoglio e alla sapienza delle mani artigiane che compongono questo piatto. Quindi per noi significa proprio valorizzare la filiera. Insomma, la catanesità è la filiera di questo piatto, non di questo prodotto. Esteso poi ovviamente a tutta la regione, perché poi insomma è diventato un piatto che si è diffuso anche altrove. Ci può dare qualche appuntamento tra i più significativi? Allora, innanzitutto la piattaforma è già disponibile. In questa piattaforma è proprio un contenitore, come ho detto, non è una vetrina statica, quindi si interagirà attraverso la piattaforma. L'appuntamento significativo conclusivo poi di tutto il percorso è il 23 settembre. Il 23 settembre avremo modo di fare un seminario importante dove si spera si potrà insomma presentare la codificazione del disciplinare e ci sarà un evento musicale proprio per rendere omaggio alla norma di Vincenzo Bellini e coinvolgeremo anche le scuole alberghiere, perché i nostri ristoratori hanno l'onore importante di poter valorizzare questo piatto, ma è corretto ed è giusto che abbiano anche l'onere di trasmettere questa tradizione alle future generazioni. E il rapporto con le future generazioni, questo mi piace sottolineare, sì, i maestri di oggi con le nuove generazioni, come si avvicinano le nuove generazioni a quella che è la nostra tradizione? Noi abbiamo spesso dei confronti con quello che è il mondo scolastico e con i giovani, ci teniamo tantissimo. All'interno della nostra associazione c'è proprio un raggruppamento che è CNA Giovani. Alcune volte magari il nostro approccio, già a partire da quello comunicativo, è leggermente obsoleto rispetto a loro, per questo cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Le dico una cosa, è importante, ma lo è anche per i giovani, poi sta a noi trovare gli strumenti giusti per fornirglieli. È importante nella vita e soprattutto per i giovani conoscere il loro passato e quindi le loro radici, apprezzare quello che è il presente, che declinandolo nell'esperienza del piatto alla norma è quello delle sapienti mani artigiane che lo elaborano, e loro rappresentano il futuro e quindi perché no anche l'interpretazione che possono dare a questo piatto. Nulla vieta, non si impedisce che avvenga un'interpretazione, posto che la ricetta fedele e originale è quella, nulla vieta che poi ci sia la norma a modo mio. Allora, si parte da quella della nonna, mettiamola così, per arrivare poi a evoluzioni nuove. Purché si conoscano le radici e purché si dia importanza a quella che è la tradizione. Grazie davvero per essere stata con noi Maria Rita Mancuso Catarinella, che è la coordinatrice CNA Agroalimentare di Catania. In bocca al lupo, perché è una bella sfida quella che vi proponete, chissà, magari potremmo incontrarci. Sarete i benvenuti lungo questo percorso. Grazie ancora, ci fermiamo, breve sosta e poi di nuovo insieme, stavolta però con un collegamento esterno, andremo in città, c'è già pronto, lo vedo nei monitor di servizio, ma adesso è anche in onda il nostro Edoardo Sergi. Fra poco andremo da lui e cercheremo di capire che cosa sta succedendo in Viale Africa. Fra pochissimo. Ci siamo. Allora, eccoci di nuovo insieme, sento gli effetti che arrivano dall'esterno fra le altre cose. Allora andiamo subito dal nostro Edoardo Sergi, siamo in Viale Africa e cerchiamo di capire perché stamattina sei proprio sulla strada. Esatto Angelo, è semplice il motivo, ci sono dei lavori di scarifica e bitumazione della strada a seguito di una pista ciclabile che nascerà qua in Viale Africa. Noi siamo col vicecomandante Blasco della Polizia Municipale di Catania e allora, vicecomandante, capiamo cosa sta succedendo e cosa devono sapere i catanesi in questi giorni che insomma vogliono andare verso il centro città. Buongiorno, i catanesi devono conoscere quella che è appunto la circolazione su questo tratto. È un tratto per cui è stata emanata un'ordinanza da Piazza Giovanni XXIII a Piazza Galatea
di parzializzazione delle corsie, per cui si potrà regolarmente percorrere il Viale Africa nei sensi che conosciamo, semplicemente che ci sarà un restringimento di corsia ad una sola fila o a 2 file, a seconda dei lavori che comunque stanno procedendo molto velocemente. Quindi sono dei lavori di miglioramento chiaramente della circolazione, si avrà un asfalto più liscio, insomma, e meno problematiche di infortuni sulla strada sicuramente. E noi torniamo in studio un attimo perché non sentiamo più Edoardo Sergi. Adesso torna, l'audio è ritornato, d'accordo? Edoardo, vai. Dicevo, siamo fortunati perché in questo momento proprio davanti a noi si è fermata l'automezzo, esatto, che è la bitumatrice, cioè la macchina che in questo momento asfalta la strada. Come vediamo il traffico è comunque abbastanza scorrevole, proprio alle nostre spalle abbiamo anche le volanti della polizia municipale che aiutano, ed è una bella scena perché in questo momento vediamo proprio il bitume che poi viene spalmato sulla strada, e insomma questa pista ciclabile che già c'è dall'altro lato del Viale Africa, che però insomma sono lavori importanti proprio per collegare la città al mare, perché ricordiamo che questa pista ciclabile va appunto da Piazza Giovanni XXIII fino a Piazza Europa, e poi da Piazza Europa la pista che già conosciamo che arriva fino alle porte di Cicastello. Vice comandante, io volevo chiedere, ci sono strade alternative che i catanesi possono prendere per magari non andare nel Viale Africa in questo momento, come vediamo è chiuso, ha un senso di marcia? Si può sempre prediligere la circolazione interna piuttosto che la circolazione costiera, quindi possiamo percorrere via Libertà, via Vittorio Emanuele Orlando, via Crispi, come appunto si fa se normalmente ci si sposta da un lato all'altro della città. Chiaramente non vedo un disagio grave in questi giorni, soprattutto se non c'è un afflusso massiccio, per cui ritengo si possa stare tranquilli da questo punto di vista. Ci sono le alternative, comunque il traffico qui è fluido e si può tranquillamente percorrere. Una settimana. Abbiamo qualche problema di audio con Edoardo Sergi in questo momento, non sentiamo il suo audio che adesso torna, però evidentemente abbiamo qualche difficoltà. Adesso possiamo di nuovo tornare da te, Edoardo. Perfetto, sono appunto... No. Non è possibile continuare ad andare avanti. Allora, Edoardo, ci dobbiamo fermare, magari spostatevi, probabilmente c'è un punto in cui c'è un'interferenza proprio sul tuo microfono, se leggermente vi spostate da quel tratto di Viale Africa, magari qualche metro più a sinistra, più a destra, probabilmente riusciremo di nuovo a ritrovarvi, nel senso che non ci sarà, speriamo, quest'altro disturbo. Ecco, vi stiamo accompagnando mentre vi spostate. No, non ci sentono. Andiamo a chiudere allora il collegamento, se riusciamo, perché in questo momento non c'è la possibilità di sentire Edoardo Sergi da Viale Africa. Magari lo ritroviamo fra qualche minuto. Nel frattempo io vedo già pronto sui nostri monitor di servizio, invece puntuale come sempre al suo posto, c'è Marco Amato, in attesa di ritrovare magari Edoardo Sergi. C'è la sigla dell'oroscopo e andiamo poi da Marco Amato fra pochissimo. Sì, allora, abbiamo visto anche la sigla, andiamo da Marco. Marco, una buona giornata ancora, visto che... buongiorno a te. Di che cosa parliamo stamattina? Vedo che la destinazione nel rock che può avere diverse sfaccettature, attenzione, sono i grandi maestri, uno dei gruppi storici del rock, parliamo dei Iron Maiden. Esattamente, parliamo proprio della storica band che quest'anno festeggia 50 anni di attività, ed è un traguardo decisamente importantissimo per loro che hanno fatto scuola. E gli Iron Maiden è una band che nasce proprio capitanata da Steve Harrison ed è segno zodiacale dei pesci, sempre perché la musica, vi ricordo sempre che zodiacalmente sta tra pesci e acquario. I sound forti che questi pianeti esprimono, quindi Urano e Nettuno è molto più melodico, mentre Urano ha a che fare più con i suoni metallici e tecnologici, che danno luogo a questo genere musicale che quest'anno per la prima volta si porta a San Siro.
Ebbene sì, quindi già le prenotazioni e il fervore per questa attesa di questo concerto è notevolissimo. Ma cosa zodiacalmente vuole dire questo revival che abbraccia comunque un ventennio di carriera musicale, perché proporranno i pezzi storici di questo ventennio, anni 80, 90, primi 2000, che affascina particolarmente la ricorrenza perché Urano, il pianeta appunto dei suoni metallici, si trasmuta in gemelli e quindi propone una comunicazione, un'immagine decisamente molto più innovativa, giovane, che ripesca comunque la grande scuola della musica. Il segno zodiacale dei pesci e quello dell'Acquario stanno vivendo un momento veramente molto interessante e trasformativo, poiché l'Acquario si libera in una dimensione molto più propria. I pesci invece riusciranno a fare fronte a tutti i cambiamenti epocali che verranno. Ma vediamo oggi la condizione zodiacale del cielo. È Venere che comanda. Oggi una splendida Venere in Leone che infiamma i cuori. Vediamo perché. Ariete, sicuramente il vostro, perché gli Ariete sono un segno di fuoco e con una bella Venere di Trigono non fanno altro che nutrire per adesso ambizioni lavorative perché hanno Saturno, ma anche quelle affettive perché si sono finalmente risvegliati nella passione. Toro, per voi è una Venere di quadratura invece, una Venere che esige una maggiore attenzione. Sgancia lo Zeneto. Una Venere che ha tutta una serie di prospettive e aspettative molto importanti. Gemelli, per voi oggi Urano e il Sole gestiranno una Venere molto provocatoria. I Gemelli finalmente si innamorano, i Gemelli vivono di imprevisti. Da oggi in poi potrete dipanare i dubbi in amore con una forte consapevolezza. Cancro, la Luna è ancora da voi e tra l'altro è congiunta a Mercurio e Giove, una Luna quindi molto ambiziosa come lo siete voi nel realizzare le vostre idee e i vostri sentimenti. Oggi una giornata fortunatissima. Leone, protagonisti della giornata zodiacale con la bella Venere opposta a Plutone in Acquario che vuole trasformare tutto in amore. Il Leone ci riuscirà e come? Proprio perché è maggiormente dominante e si adatta un po' meglio a cambiamenti lavorativi e affettivi. Vergine, per voi oggi sono la Luna, Giove e Mercurio che vi aiutano soprattutto a sintetizzare, a velocizzare e a innescare quei meccanismi che vi semplificheranno la vita al lavoro e anche nella comunicazione affettiva. Bilancia, per voi Venere, che è il vostro pianeta, è sì in una posizione positiva, ma cosa più vuole dire che c'è qualcosa che non guardate, quindi focalizzate bene il punto. Scorpione, i bisticci planetari dei pianeti Plutone e Venere poco vi riguardano oggi, perché comunque Luna, Giove e Mercurio vi sosterranno fortemente nel chiarire tutta la vostra dinamica affettiva. Oggi fortunatissimi al lavoro e con delle gratifiche anche economiche. Sagittario, Giove si sta muovendo verso il Leone, finalmente si risveglia, quindi qualcosa di positivo sta entrando piano piano dentro di voi. Con la configurazione planetaria il Sagittario è sempre più ottimista, positivo e fortunato. Capricorno, per voi oggi 3 pianeti contro, Luna, Giove e Mercurio, quindi attenzione a ciò che dite. È vero che siete un pochino più emotivi per ora, ma non è il caso di dire proprio tutto quello che pensate o sentite. Acquario, con Venere in opposizione al Leone, tutto vi fa riflettere sulla relazione, sulla coppia, del perché non vi innamorate, del perché cercate sempre in un futuro qualcosa che non riesce a essere presente. Cari Acquario, lasciatevi un po' più andare. Pesci, oggi è una giornata un po' confusa perché Urano, dalla sua configurazione, vi porta un pochino di discronie, per cui sintonizzatevi un po' meglio sulle frequenze altrui o lasciate che gli altri raggiungano la vostra. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo, ci rivediamo domani su Buongiorno Sicilia. Grazie a te Marco, a domani come sempre. Allora, vedo le immagini arrivare da Viale Africa, soltanto per un saluto, non so se riusciamo a vedere e sentire il nostro Edoardo Sergi con il vicecomandante della Polizia Municipale di Catania Stefano Blasco. Allora, un paio di minuti appena, torno da te Edoardo.
speriamo che siamo fortunati, quindi le chiedevo appunto in piazzale Rocco Chinnici. No, semplicemente anche lì lavori di scarifica e bitumazione per rifare la pavimentazione del piazzale, anche per renderlo appunto meglio fruibile. Quindi non si potrà parcheggiare le macchine che sono in sosta? No. Esatto. No, non si potrà parcheggiare. Chiaramente la sera, la notte dipende, se è già scarificato negli orari in cui non si lavora è probabile che si possa anche parcheggiare, però insomma durante il cantiere assolutamente no. Angelo, se hai domande io le riporto al vicecomandante Blasco. Semplicemente una considerazione, tutto questo, tutti questi lavori, l'arrivo anche di una nuova pista ciclabile è legato anche ad una mobilità diversa sulla città di Catania, una mobilità più sostenibile. Sì, Angelo fa una considerazione che Catania va verso una mobilità sostenibile, tanti lavori in questo momento, insomma Catania è una città a portata d'uomo, o meglio sta andando verso questa direzione, possiamo dire così? Certo, sono tutti lavori che comunque rendono la città più moderna sicuramente, si va verso una concezione che vede più l'uomo al centro della città e della vita della città, quindi meno autoveicoli e più persone che camminano e si muovono individualmente. Si cerca appunto di incrementare la mobilità sostenibile attraverso anche le piste ciclabili. Però questa è una cosa che va poco a poco interiorizzata e insomma il futuro è quello, ecco. E ci vuole un po' di pazienza, possiamo aggiungere questo. Angelo, a te. Grazie e buon lavoro al vicecomandante Stefano Blasco della Polizia Municipale di Catania, buon lavoro Edoardo Sergi, buon rientro anche al nostro Giuseppe Messina che ha perfezionato il collegamento. Vado adesso da Marco Carri per chiudere, immagino abbiamo le notizie sportive. Abbiamo le notizie sportive anche perché, come sai, Angelo, al Mondiale si gioca ovviamente in orari diversi rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia. Mondiale chiaramente negli Stati Uniti, il Messico e in Canada, con tante partite che sono giocate nella notte italiana e con, possiamo dire, una giornata, Angelo, all'insegna dei grandi nomi. Il più grande di tutti è quello di Leo Messi, che ha segnato una tripletta. Andiamo sulla pagina di Gazzetta.it, ha segnato una tripletta contro l'Algeria. 3 gol, 3-0 per l'Argentina e 3-0 e tripletta di Messi, che raggiunge Klose nella classifica dei bomber mondiali. È il suo 6º e ultimo mondiale questo per Messi, ma non è il solo. È un pezzo di storia del calcio. È praticamente un mito, ma fra i grandi big, fra i big di questo mondiale non è il solo ad aver segnato nella giornata di ieri. Uno è Mbappé, che ha segnato una doppietta nella partita contro il Senegal, molto temuta dalla Francia nella serata italiana di ieri. E poi c'è Holland, che ha segnato 2 gol nella partita contro l'Iraq, è finita 4-1 per la Norvegia, la squadra che ha eliminato l'Italia prima della Bosnia, diciamo, nel girone eliminatorio, con Holland che risponde appunto a Mbappé, per cui questi 3 nomi che diventano nostro malgrado, intendo nostro malgrado come italiani, protagonisti di questo mondiale, di questo mese di giugno, in cui in Italia si parla solo di mercato e sempre dei soliti nomi, e invece in tutto il resto del mondo si riflette su ciò che succede negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. A te. Grazie Marco per essere stato con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a chi comunque ogni mattina ci consentono di andare in onda e stare insieme a voi. Sta oggi Fabrizio Rizzo, Graziano Picone, Alessandro Pantano in regia. In redazione invece c'è stata oggi Desiree Ferlito, Edoardo Sergi l'avete visto, Carla Previtera come sempre per i testi e per i contenuti della nostra trasmissione. L'appuntamento è a domani come sempre alle 8, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.